Eccoci a parlare ancora di vitigni rossi del Friuli Venezia Giulia e non solo Friuli Venezia Giulia ma anche Slovenia chiaramente. Uno dei vitigni più coltivati in tutta la regione, un po' ovunque, è il Refosco o oserei dire i Refoschi, perché in realtà non sono più di, sono più di uno. Iniziamo a dire che esiste anche una varietà bianca chiamata Refosco bianco, che non c'entra niente con la vitosca, come qualcuno aveva detto a suo tempo, ma nasce da un'unica barbattella recuperata nel comune di Tarcento nel 2004 da Carlo Petrussi e probabilmente è una mutazione del Refosco nostrano, del quale parliamo dopo. Adesso comunque esiste un vino prodotto dall'agriturismo dai Mini Zins, Areana del Royale, che produce il refosco bianco. Vabbè, questo è il refosco bianco. Le varietà rosse del refosco sono il refosco dal peduncolo verde, coltivato in Istria, il terrano, coltivato nel Carso. C'è da dire che il refosco nello specifico, cioè il terrano, anche se nel catalogo viti del Ministero italiano è registrato come terrano, in realtà è parente del refosco al peduncolo rosso, solo che si chiama refosco al peduncolo verde. Quindi il refosco dal peduncolo verde è il vitigno, il terrano è il vino, anche se nel catalogo del Ministero terrano è inserito come vitigno. Poi abbiamo il refosco dal peduncolo rosso, coltivato soprattutto nei colli un po' ovunque in Friuli Venezia Giulia, il refosco nostrano, conosciuto anche come refosco di Fais o refoscone, e, udite udite, il tazzerenghe, che ha una parentela diretta con il refosco nostrano. Esistono poi altri refoschi che non si trovano più, tipo il refosco di Lauscedo e altre cose, insomma. Andiamo per ordine. Allora, il refosco dal peduncolo rosso. Allora, la sua origine e il suo nome sono ancora abbastanza misteriosi. Comunque c'è qualcuno che sostiene che il nome derivi da Re del Fosco, ovvero Re dei vini scuri, oppure da Rap Fosk, ossia grappolo scuro. La seconda parte chiaramente deriva dalla colorazione rossa del peduncolo. Per quanto riguarda le origini, sembra che sia proprio l'area friulana, tanto che l'uva era ben nota nell'antichità e nel I secolo è stata elogiata dallo scrittore romano Plinio il Vecchio per la qualità del vino prodotto. A partire dagli anni 80 il refosco al peduncolo rosso è diventato una delle uve più interessanti per il Friuli Venezia Giulia e si è fatto conoscere anche a livello internazionale. Eh, Inizialmente si pensava che fosse legato al Marzemino, coltivato in Trentino, nella zona di San Michele all'Agide. In analisi più accurate davano il refosco dal peduncolo rosso come un genitore del Marzemino. In Friuli il refosco è piantato un po' ovunque, eh, zone pianeggianti, zone di collina. Si dice che la zona migliore per il refosco sia attorno a Villa Vicentina, a Casa Modena, tanto è vero che la DOC Aquileia punta moltissimo sul refosco, però ci sono grandissime espressioni di refosco anche sui colli orientali del Friuli. Ultimamente è già dire coltivato anche in Veneto. Il refosco nostrano, ho conosciuto anche come refosco di Fels o refoscone, anche qui ha una storia incerta. Comunque le prime tracce si hanno attorno ai comuni di Faedis e Torreano, a nord di Udine. È un vitigno che ha una storia antica, che parte dal Racimbrus Fuscus dei Romani, tradotto poi appunto in Rap Fosk, è arrivato al nome attuale. Era considerato uno dei vini più costosi e di maggior pregio, era presente in tutti gli eventi papali. Era chiaramente una delle attività più coltivate in Friuli Venezia Giulia perché era molto produttivo, però negli anni è stato sostituito dal refosco al peduncolo rosso in quanto è usato più nobile, meno spigoloso e più morbido, arrivando addirittura al refosco nostrano quasi all'abbandono. C'è da dire anche che l'avvento di vini internazionali e soprattutto il puntare sui vini bianchi in Friuli ha creato quasi l'abbandono di questo.
Grazie a un gruppo di produttori della zona di origine, quindi intorno a Faedis, si è trovato a interessare al vitigno, visto il suo grande potenziale di sviluppo e invecchiamento, e tant'è vero che nel 2011 è stata creata la sottozona Refosco di Faedis, sottozona della denominazione Friuli Colli Orientali DOC. Eh, Comunque i profili dei polifenoli e degli aromi varietali dell'uva dimostrano che il refosco di Nostrano e il refosco di Faedis, Nostrano di Faedis e il refosco Pedunco Rosso sono due varietà distinte. Io da quando lo degusto si denota una bellissima attitudine all'invecchiamento di questo refosco nostrano. Andiamo avanti a parlare della famiglia dei refoschi e parliamo del Tazelenghe, che da ultime indagini sul DNA è stata trovata una somiglianza genetica con il refosco nostrano. È originario della zona di Buttrio e di Cividale, era nel secolo scorso era molto apprezzato come vedere dall'invecchiamento ed era largamente diffuso in Friuli. È stato recuperato nuovamente e poi attualmente è andato di nuovo in disuso, anche se sembra che ci sia una volontà nuova di recuperarlo. Viene coltivato nella zona collinare da cui è originario. C'è da dire che il nome Tazelenghe deriva dal friulano Tacelenghe, ovvero taglialingua, per l'elevata tannicità e acidità che hanno un effetto astringente sul palato di questo vitigno. Ultimamente ci sono circa 7 ettari coltivati in Friuli, quindi parliamo del niente, però ci sono, mi sembra, 11 sono i produttori, tanti non lo producono più, tanti produttori storici non lo producono più, e nonostante l'assaggio dopo tantissimi anni sia un bellissimo vino, chiaramente ha perso appeal. C'è anche qualche produttore che sta pensando di riutilizzarlo per usarlo sul taglio su alcuni vini. Ehm, Qualcosa tipo Moschioni a Cividale sta pensando di utilizzarlo come taglio. L'azienda più importante che crede sul Tazzalenghe è l'azienda Conte Datemis Maniago in questo momento, e le altre aziende hanno tutte pochissima quantità. E arriviamo al Terrano, chiamato anche Terrano del Carso o Terrano d'Istria, o semplicemente Teran, come lo chiamano in zona i triestini, gli istriani, i dalmati. È sicuramente un refosco che ha trovato il suo habitat ideale nel Colline del Carso e si differenzia appunto dal refosco al peduncolo rosso solo per il fatto che il peduncolo è verde e non è rosso. Si parla infatti spesso di un refosco riadattato al Carso. Nel registro autorizzato delle varietà del Ministero è conosciuto anche come Cagnita, Teran, Lambrusco del peduncolo rosso e anche Refosco. La produzione è consentita nella zona provincia di Trieste e Gorizia e in Slovenia. Un bellissimo vino che però ha sofferto l'elevata produttività in passato, e dopo vi spiegherò quando parlo del Refosco di Istria perché. È un vino vivace, acido, lampone mora, rosso rubino il colore, un tannino abbastanza leggero. Ehm, la storia è abbastanza antica, se si vuole andare un po' in cerca, ehm, sembra che le prime citazioni siano addirittura romane del Refosco, si scusa, del Terrano. Però le prime citazioni le troviamo nelle Annali del Friuli di Francesco da Manzano, fatte da Dalmasso nel 1946, dove si parla di un vino Terrain che veniva donato alle persone importanti del comune di Udine. Chiaramente l'habitat ideale è il Carso, come ho già detto. L'origine è probabilmente legata del nome, probabilmente legata alle caratteristiche organolettiche del vino che se ne ricava, caratterizzata appunto dal gusto forte e l'intensità del colore. Ter, infatti in tedesco significa catrame. È coltivato, come vi ho detto, anche in Romagna e se ne è trovato anche nella zona di Rovigo, proprio il Terrano. Come detto, in Istria
troviamo il Terrano troviamo anche in Istria, solo che là è conosciuto come refosc, solamente refosc, sarebbe fondamentalmente il refosco del peduncolo verde, anche se si è trovato un tipo qua in zona a raspo rosso o a raspo bianco, ma sembra che sia solo di leggere fluttuazioni ambientali che succedono anche sullo stesso ceppo. Quindi cambiano a destra e a sinistra, però può succedere, insomma, questa cosa qua. Comunque il Refosk è la varietà diffusa più baccanera di tutta l'Istria. Come vi ho detto, la fama non è una bella fama, perché era un vinello fondamentalmente parente povero del Refosk del peduncolo rosso, un vino da quantità, molta quantità, qualità, niente, cioè non c'era qualità, fondamentalmente. Tuttora tanto Terrano e tanto Refosco sono così, Refosco di Istria sempre, no? I miei studi sul Refosco di Istria sono andati un po' per caso, perché lo scorso anno ho fatto un paio di giorni, in più volte, attorno nell'Istria per un progetto che ho dedicato agli Amber Wine, ma anche per un altro progetto dedicato un progetto di un libro fondamentalmente, e tutti i produttori delle zone più importanti, però bisogna andare a cercarli perché non è facile berlo in Italia poi questo vino, tutti questi produttori puntavano moltissimo su questo Refosc. Probabilmente non ho capito come lavorarlo, è un vino, è un vinone alla fine, perché è un vino diverso, non è acido e verde o senza struttura, ma sicuramente è un vino carico. Sicuramente da quanto ho capito con qualche produttore tipo Andrei Cepk di Gordia, tipo Uros Royaz e anche Mattias Babis di Montemor hanno capito come allevarlo puntando sulla qualità e non su più la quantità, non più su terreni ricchi, quindi non terreni poveri, densità più elevate, rese ridotte e il tutto portare a esprimere meglio il frutto. Quindi poi agricoltura che spesso va verso il biologico, il biodinamico addirittura, gestione prato fogliare, potature, hanno portato ad avere un'uva di qualità, portando in cantina un'uva di qualità con un alto grado zuccherino, ne esce un vino concentrato, strutturato, frutto anche sicuramente delle lunghe macerazioni, e quando avete il vino nel bicchiere avete un vino rosso carico, scuro, quasi impenetrabile, dove frutta in confettura, marene, viole, poi se andiamo su edizioni più vecchie, più affinate, abbiamo ancora cioccolato e caffè, insomma un po' di tutto. Insomma, sono dei vinoni, però hanno una bellissima acidità che bilancia benissimo l'alcol e hanno una grande persistenza. Vini longevi che devo provare a assaggiare con invecchiamenti più lunghi. I produttori però lo cercano e lo vogliono così, cioè la loro idea di Refosco è questo, che sia un vinone. E secondo me ci sono anche riusciti. Quindi questo è il mondo dei refoschi in Friuli Venezia Giulia e nella vicina Slovenia. Da aggiungere, sempre a livello mondo refoschi, però non è confermato da nessuno a parte dai 3-4 produttori della zona, tra i quali Emilio Bulfon, che il Piccolit Neri, prodotto qui nella zona di Castelnuovo del Friuli, Valeriano, Pinzano, quella zona lì, ci sono 2 aziende, 3 che lo producono, sembra che sia anche questo da ricondurre alla famiglia dei refoschi, però sono informazioni che arrivano esclusivamente da loro produttori, quindi niente di confermato.